Allora, mi ripresento, sono Silvia Zanetti. Come vi dicevo, io ho insegnato per tutto il mio percorso lavorativo alla scuola media, a parte gli ultimi 10 anni che ho collaborato con la SIS, che era la scuola di specializzazione per gli insegnanti, no? La scuola quel master che formava e poi è stato abolito, tolto, e poi insomma in altri progetti. Io volevo un pochino riflettere con voi, però la riflessione è una riflessione che però avrà delle conseguenze, cioè io spererei in seguito con voi anche la prossima volta di vedere di risolvere certe problematiche che emergono, quelle che aveva già anticipato poi la collega dei tempi ristretti. Per costruire un curriculum, però, io voglio partire da dei dati certi, sarà la mia natura, ma ho sempre cercato di partire da dati certi, cioè da normative, da quello che c'è scritto. E qualcosa ci indicano, da qualcosa c'è scritto. Cosa serve? Quali sono i principali punti di riferimento per costruire un curriculum? Già è stato detto in questa sala da voi colleghe. Beh, intanto le indicazioni nazionali, che però non scordiamo che le indicazioni nazionali fanno riferimento alle indicazioni europee. Ecco, vorrei che fosse chiaro in tutti noi insegnanti italiani che noi facciamo parte di un'Europa, di una comunità europea, che molto ha dato e molto continua a dare come informazioni e strategie per quanto riguarda l'istruzione e la formazione. E i nostri documenti nazionali stanno facendo sempre più riferimento alle indicazioni europee. Ultima è la famosa scheda che si sta sperimentando sulla certificazione delle competenze alla fine del percorso, no? Che vedremo, in cui sono riprese le competenze chiavi, di cui adesso parleremo un momentino. Poi altri principali punti di riferimento quali sono? Ne parlavamo prima, il contesto sociale in cui si opera, logicamente, gli stili di apprendimento degli alunni e il loro background. No? Io l'ultimo anno ho insegnato in 3 classi prime ed erano 3 classi prime completamente diverse, quindi io non potevo utilizzare lo stesso curriculum nelle 3 classi prime e quindi le caratteristiche della classe. Due sono i principali importanti progetti dell'Unità Europea, dove venivano date delle indicazioni e si puntava molto sull'istruzione e la formazione. Il primo è stato il famoso processo di Lisbona nel 2000, no? Che aveva quell'ambizioso finalità di considerare l'Europa come l'economia basata sulla conoscenza e che fosse la più avanzata del mondo. Per fare questo si era posto una serie di obiettivi che dovevano essere raggiunti entro il 2010, ma già verso il 2008 si accorsero che questi obiettivi facevano acqua ed era molto lontano il raggiungimento. Ecco, io volevo soprattutto, vi ho riportato lì la raccomandazione, quel documento del 2006 importante, perché lì compaiono le competenze chiavi. Queste competenze chiave che erano utili per lo sviluppo e il raggiungimento di un apprendimento permanente, perché prima ne parlavamo, anche noi insegnanti, l'apprendimento, l'aggiornamento è permanente, perché altrimenti non c'è competitività nel lavoro e nell'inserimento anche nel mondo del lavoro, non c'è competitività come società e quindi come nazione e quindi come Europa. Nel 2009 c'è un altro grande progetto, l'ET 2020, riprende alcuni obiettivi del processo di Lisbona perché non erano stati raggiunti. Tra questi soprattutto obiettivi riguardanti l'istruzione e la formazione. Tanto che un documento qui dell'investire nelle abilità, eccetera, riprende il concetto delle competenze trasversali, vedete, introdurre misure atte a sviluppare abilità e competenze trasversali, quali descritte nelle raccomandazioni del 2006 sulle competenze chiavi, cioè riprende quel documento perché non molto è stato fatto e, e riprende queste competenze chiavi. Esistono tutta una serie di documentazioni, qui non compaiono, però forse in quello che vi metteremo in Moodle, io ho messo tutti i link che riportano a questi documenti, ai siti Euridice dove trovate tutti i documenti europei, anche perché ultimamente ho visto sono venuti fuori dei dossier proprio che descrivono come tutte le nazioni dell'unità europea, dell'Unione Europea, scusate, abbiano messo in atto, quali strategie abbiano messo in atto
per poter assolvere gli obiettivi e in questo caso dell'ET 2020 e proprio facendo riferimento alle competenze chiave. Cioè tutti i paesi stanno cercando di, ecco perché probabilmente anche il nostro Ministero dell'Istruzione adesso manda fuori questa nuova scheda sulla certificazione facendo riferimento alle competenze chiave. Andiamo a vedere queste competenze chiave, quali sono. Eccole qua. Come vedete, le prime tre fanno ancora riferimento praticamente delle competenze base, cioè la madrelingua, le lingue straniere e ancora scienze e tecnologia, matematica. Cioè vuol dire che c'è ancora molto debolezza per quanto riguarda queste conoscenze di base. E poi va bene la competenza digitale è molto importante quelle competenze che servono per l'autoapprendimento, per l'apprendimento permanente, che sono imparare ad imparare e lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. Ora io vi faccio vedere, le ho riportate qua, e cerchiamo di tenerle un pochino a mente, perché in realtà dopo nelle indicazioni vi dicono anche come poter sviluppare queste competenze, proprio in scienze, e forse non in modo diretto, ma adesso cercheremo di capire come. Queste sono tutte competenze che però andranno certificate, vi ricordo, alla fine del percorso dell'obbligo, no? Forse alla fine della terza media, addirittura del primo ciclo, perciò. E a cui ho visto la scheda e quindi ho visto che tutte le discipline devono concorrere a chi più chi meno, logicamente, a queste competenze chiave. E ricordiamo un pochino il significato di competenza. Perché ve lo ricordo? Perché se si debbono andare a valutare e a certificare, bisogna capire bene cosa significa. E quindi una competenza, riprendo sempre la terminologia dei documenti europei, loro la definiscono come una combinazione di conoscenze, ok, conoscenze ci sono, le possiamo andare a verificare con i soliti test, di abilità anche, perciò le abilità non si verificano con i soliti test, le abilità si verificano con altre, diciamo, forme, test di valutazione o attività. E attitudini però, preparate il contesto. E le competenze chiavi sono quelle di cui tutti hanno bisogno, vedete qui il fine è sempre quello, sviluppo personale, cittadinanza attiva, inclusione sociale e occupazione. Qui la formazione del cittadino è sempre presente in tutti i documenti europei e penso che anche noi non dovremmo mai dimenticarlo questo. Cioè noi insegniamo scienze però non per formare piccoli scienziati, ma per formare dei cittadini consapevoli e che sappiano utilizzare le conoscenze scientifiche, vedremo dopo, per poter comprendere i fenomeni, per poter distinguere per poter distinguere verità ma anche non verità scientifiche, no? Per poter fare delle scelte in base a quello che dicono i media o nelle ricerche in internet e così via. Dopo lo vedremo più a fondo. Ecco, dovrebbero essere acquisite, come abbiamo visto, al termine del periodo obbligatorio di istruzione, nel nostro caso invece del primo ciclo, e anche qui è sempre finalizzato all'educazione e formazione permanente. Tutti i paesi le promuovono. Sono tutte comunque attorno a queste competenze girano, vengono sottese delle abilità tipo il pensiero critico, la creatività, l'iniziativa, la capacità di risolvere problemi, eccetera, eccetera, che sono tutte abilità, come vedremo, che possono essere sviluppate dal metodo di ricerca basato sull'indagine di tipo scientifico. Cioè, se io vado a far apprendere e sviluppare nel ragazzo questa capacità di indagine scientifica, io indirettamente vado a sviluppare queste competenze. E questa direi che è una prima indicazione per l'insegnamento delle scienze molto utile. Cioè, se l'insegnante ha chiaro questo, ha già uno strumento in mano per sviluppare delle competenze del ragazzo e dopo andarle anche a verificare e a certificare. Altro punto di riferimento che ho preso
Sono le indagini OCSE-PISA che sapete sono indagini sulla misurazione delle competenze della lingua madre di scienza e matematica dei ragazzi sedicenni. Perché, vi ricordo intanto che quest'anno il dominio, sapete che ogni anno c'è un dominio privilegiato nell'indagine, quest'anno sono proprio le scienze. Ho preso la definizione che dà di competenza scientifica, di literacy, l'OCSE, perché è bene articolata e anche perché in realtà ne ho riconosciuto alcune parti nelle indicazioni nazionali. Cioè indicazioni nazionali nostre hanno ripreso parte di questa. Guardate, l'insieme delle conoscenze, allora abbiamo anche qui le conoscenze scientifiche di un individuo, però ci dice anche che queste conoscenze devono essere finalizzate. Cioè dice, deve apprendere delle conoscenze scientifiche, che poi magari vedremo, ci indicano anche quale, però per farne cosa? Questa è già una competenza, per identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze. E allora uno si chiede, ma allora dovrò dare delle conoscenze ai ragazzi, fare acquisire conoscenze, che permetteranno a lui in seguito di acquisirne altre. Questa è un'indicazione perché posso andare a scegliere quei concetti che servono a questo scopo. Cioè invece di prenderli tutti, io scelgo quelli che permetteranno al ragazzo in seguito, nella sua carriera scolastica, di acquisirne altri. Per spiegare fenomeni scientifici, anche questa è un'indicazione, per trarre conclusioni basate su fatti riguardo a temi di carattere scientifico, poi va bene, intesa come forma del sapere, poi vediamo un po' quello che mi interessava. Va bene, e tutto il resto, però già questa prima parte secondo me ci dà delle indicazioni. Però vediamo un pochino per un insegnante questa literacy, cosa significa in termini di conoscenze e abilità che devono possedere i ragazzi. Allora lei ci dice che intanto due sono le cose, due, in sintesi. Con l'insegnamento della scienza, il ragazzo per poter sviluppare questa literacy scientifica, questa competenza complessa, chiamiamola, deve aver sviluppato processi scientifici, cioè quello che dicevamo prima, descrivere, spiegare, prevedere fenomeni di carattere scientifico, comprendere cosa sia un'indagine di tipo scientifico, interpretare dati e conclusioni di carattere scientifico, cioè i processi scientifici sono tutto ciò che concerne l'acquisizione del metodo di indagine scientifica. E logicamente si parla di conoscenze, di concetti. Quindi abbiamo già fatto una prima schematizzazione. Per fare un curriculum io devo prevedere questi due pilastri, il metodo di indagine e un insieme di concetti che probabilmente potremmo chiamare anche nuclei fondanti, concetti base, visto che siamo in una scuola del primo ciclo. Perciò io l'ho vista anche questa come una seconda educazione per l'insegnante e soprattutto si insiste molto sul metodo investigativo. Ed ecco le nostre indicazioni nazionali, qui adesso non ve le leggo, io ve le ho riportate però semplicemente per analizzarle assieme. Allora, i famosi traguardi di sviluppo delle competenze. Qui io non voglio soffermarmi su come sono stati scritti, sulle terminologie usate, ormai ci sono, cerchiamo di viverci e di trarre tutto quello che può esserci utile. Allora, ho focalizzato la mia attenzione soprattutto su biologia, perché è il campo dove il professore può darvi maggiore aiuto, perché è un grande esperto, lui è molto modesto, non l'ha detto, ma lui è un grandissimo esperto, il professore. Ecco, vorrei farvi notare anche qua, sui traguardi. Io qui ho cercato di vedere anche qui le indicazioni essenziali che ci danno. Ho fatto riferimento ai numeri. Allora, se guardate il primo e il secondo, si riferiscono chiaramente a cosa? Lo vedete? Anche qui, ai processi scientifici, cioè il metodo di indagine. Cioè vi dicono, il ragazzo alla fine deve
essere in grado praticamente di condurre una piccola indagine scientifica, o quantomeno possedere parte di quelle abilità che sono insite in questa metodologia di ricerca. Poi dopo cominciano con i grandi temi. I temi sono molti, i grossi temi. Organismi viventi per quanto riguarda il 3, struttura e funzionamenti. Poi per quanto riguarda il 4 è vasto e complesso, perché qui dentro c'è il concetto di biodiversità, ecologia, genetica, evoluzione. Mm? Un percorso vastissimo. Il quinto si riferisce essenzialmente alle scienze della Terra. E poi c'è anche questo accenno alla storia delle scienze, che forse ci dà un po' fastidio, perché dico anche questo dobbiamo mettere, però anche questo è l'ottavo. Bene, io ho messo biotecnologia pensando agli interessi, principali problemi, l'uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico, però potrebbero essere anche altre, parlavo di biologia. Quindi, come vedete, anche qui metodo di indagine, i ragazzi devono apprendere questa metodologia e dopo però ci dicono, però dopo insomma dovete dargli un'alfabetizzazione per quanto riguarda tutto questo, e non è poco, non è poco. Non basta poi. Comunque questa è una terza indicazione per l'insegnamento, le sto segnando in rosso, pian piano le stiamo costruendo, le stiamo ampliando sempre più. Poi non basta, perché nei traguardi non c'è scritto tutto, qualcosa ci rivelano anche gli obiettivi di apprendimento. Io qui ho sottolineato, vedete, una frase che ricorre sempre: realizzare esperienze, realizzare esperienze, realizzare esperienze, realizzare esperienze. Poi le esperienze che ci suggeriscono non sono tutte, direi, esperienze che in realtà esprimono l'applicazione di un metodo di indagine, però insomma dice i ragazzi devono operare in prima persona, questo ci dicono. I ragazzi non devono stare lì ad ascoltare, i ragazzi devono andare fuori, devono osservare, devono manipolare oggetti, devono operare in prima persona. E poi invece quella parte scritta in blu ci dà delle altre indicazioni di cui parlavamo prima comunque e che trovo importantissimo, proprio voi del pubblico parlavate. Parlano appunto della corretta informazione sullo sviluppo puberale e sessualità, sviluppare la cura del corpo, la salute, eccetera. E l'altro è assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili, eccetera. In definitiva, sinteticamente, cosa ci dicono? Uno, che dobbiamo far lavorare, come dicevo, gli alunni in prima persona. Quindi è un suggerimento a questo punto? Non più di quello che deve apprendere il ragazzo, cosa deve fare il ragazzo, ma un suggerimento del metodo che deve applicare l'insegnante. Qui una prima indicazione sul metodo dell'insegnante. Il secondo che viene fuori informazione è l'acquisizione di conoscenze e concetti che va finalizzata anche, ma forse soprattutto, all'educazione sanitaria e all'educazione ambientale del futuro cittadino. Ci ricolleghiamo a prima. Quindi anche questa è un'indicazione molto forte nella scelta dei temi e dei concetti da sviluppare. Eccola qua, una quarta indicazione. Allora, vediamo un po' gli aspetti prioritari che adesso si evince da tutte queste indicazioni, che ci sono e che quindi sono basi da cui partire. Cioè, vuol dire che se noi costruiamo in base a questo non ci inventiamo, ce lo dicono. Intanto viene fuori che la metodologia di insegnamento a questo punto acquista un ruolo determinante per poter favorire negli alunni l'acquisizione del metodo di indagine. E qui a questo punto c'è una prefazione, eccola qua. In questa prefazione dicono esattamente cosa deve fare l'insegnante, cioè vi illustro una metodologia di insegnamento e in parte cosa fa l'alunno.
Questa metodologia che emerge mi riporta a quel metodo che è adesso molto, no, fra virgolette, in voga, che è molto apprezzato e che le ricerche in realtà dicono che per ora è quello che più di altri favorisce lo sviluppo di competenze complesse nei ragazzi per l'insegnamento della scienza, che è quello lì dell'Inquiry Based Science Education, non so se l'avete sentito nominare, o anche i BSE. Avete sentito nominare? Potete anche dire di no, ok, ok. Allora, anche perché se dopo ne avrete necessità io ve lo posso illustrare. Comunque è una metodologia che sta portando avanti anche il progetto SID, che viene fatto in collaborazione con l'Accademia dei Lincei, anche l'Istituto Veneto e anche l'ANIS, l'Associazione di Scienze, perciò casomai vi rimando anche ai siti per vedere, però poiché ho fatto anch'io parte i primi anni di questo progetto potrò casomai illustrarvelo a grandi linee. Qui veramente dà delle indicazioni precisissime, perché dice intanto di invitare i ragazzi, di coinvolgerli in modo diretto a qualsiasi attività, di stimolarli a porre domande e a progettare loro esperimenti o attività o esplorazioni seguendo delle ipotesi che hanno formulato, delle congetture, a costruire anche modellini che possono interpretare, non so, il movimento del braccio, prova a costruire un modellino, dopo se non funziona perché? Allora vatti a vedere nel libro, probabilmente c'è qualcosa che non hai tenuto conto, eccetera. Poi cosa dice? Di farli lavorare in gruppo. Perché? Perché rafforza nei ragazzi la fiducia delle proprie capacità di pensiero, disponibilità a dare e ricevere aiuto, imparare dagli errori altrui e poi c'è l'apertura di opinioni diverse e la capacità, eccola qua, di argomentare le proprie idee. Vi ricordo le competenze chiavi, che c'erano competenze di tipo sociale nella comunicazione e poi c'era la famosa competenza imparare a imparare. Questo, attraverso questa metodologia, noi andiamo anche a sviluppare quelle competenze, imparare a imparare. Il ragazzo, se è invitato ad esporre le proprie idee, le proprie ipotesi e a sostenerle, è un aiuto per insegnargli ad argomentare quello che lui pensa oppure le proprie idee, le proprie convinzioni. Non lo farà subito, lo farà un pochino all'inizio in modo così grezzo in prima, in seconda lo farà un po' meglio, in terza forse lo farà bene. E poi una cosa importante che io ho sottolineato in grossetto, dice che è importante dare tempo a queste attività, in modo che non siano superficiali e affrettate. È più importante la produzione di idee originali da parte dei ragazzi che dice l'approfondimento di alcuni temi, a costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. Qui ce lo dicono. Quindi non dobbiamo neanche sentirci in colpa, non ho trattato quello, no. Qui dicono no, è più importante che il ragazzo faccia queste attività e che sviluppi queste competenze, piuttosto che noi facciamo un mare di programma. E qui dopo va bene, potete leggerlo, qui dà proprio delle indicazioni, guardate, dovrebbero saper descrivere la loro attività di ricerca in testi di vario tipo, in racconti, testi scritti, immagini, disegni, scheme, mappe, tabelle, grafici, quelli di cui parlavamo prima. La difficoltà, sì, è importante anche questo. Dovrebbero scrivere, anche indicare le difficoltà che hanno incontrato e in che modo loro sono riuscite a superarle. Ecco, questo è un elemento di metacognizione che io ho utilizzato anche con gli adulti, utilizzavo. Cioè quando tu ripercorri il percorso, no? Tu ripercorri l'esperimento che hai fatto in classe, io lo facevo,
e scrivi le difficoltà e dopo anche ragioni su come sei riuscito a superarle, fai della metacognizione. Questa ti aiuta un domani a avere sempre questo atteggiamento e quindi di fronte alla difficoltà vedere di cercare di superarla, non invece abbandonarti, ah ecco non so fare niente. Cioè e questi sono, diciamo, comportamenti che aiutano l'alunno anche a imparare ad imparare, quella famosa competenza chiave. Riassumendo, allora, i documenti chiedono agli insegnanti di scienze di sviluppare un metodo di indagine scientifica, abbiamo visto, che consiste nel individuare un problema, eccetera. Però dopo questo magari lo approfondiamo un momentino in seguito. Cosa significa, come si può fare, ecco, concretamente, con che metodologia sviluppare nei ragazzi questo metodo di indagine. Poi devono acquisire concetti relativi, per quanto riguarda la biologia, a tutti questi temi. E qui c'è da fare una sforbiciata pazzesca. Cioè dobbiamo decidere in un triennio cosa vogliamo che alla fine il ragazzo sappia o sappia fare relativamente a questo. Fare riferimento, cioè non dimenticarci ogni volta comunque che tanti concetti vanno finalizzati all'educazione sanitaria e all'educazione ambientale, che è anche utile perché sono quelle tematiche che ci riportano alla realtà, quello che ci tocca, quello che mi tocca di più. Conoscere il mio corpo perché? Perché se mi ammalo oppure se ho un fastidio o se voglio allenarmi, come renderlo più efficiente. E lo stesso studio concetti di ecologia, ma perché? Perché appunto devo sapere, se voglio fare educazione ambientale, però devo conoscere tutto il resto, devo conoscere le relazioni tra gli esseri viventi, tra gli esseri viventi e non viventi e tutto quanto, per l'equilibrio che sussiste per non andarlo a sconvolgere. Utilizzare un metodo di insegnamento, ce lo dice prima nella premessa, che faccia riferimento al metodo dell'inquiry, dell'inquisizione, dell'indagine, insomma, chiamiamolo. Però hai il tempo a disposizione? Allora, guardate, vi ho fatto due conti. Avete 33-34 settimane all'anno di scuola, circa, no? Sono andata a vedere, quello per legge. 6 ore settimanali per insegnare matematica e scienze, però normalmente sono 2 quelle dedicate alla scienza alla settimana. Questo significa 60 ore circa in un anno per scienze. Mi sono tenuta un po' più bassa perché si perdono sempre ore e c'è l'uscita e c'è lo spettacolo e si perdono ore e c'è tutto e si perdono ore. Questo significa in un triennio 180 ore di scienze, però non solo per la biologia, è chiaro. Allora ho fatto una suddivisione tenendo conto i traguardi, cioè gli argomenti che mi mettono di fisica. Viene fuori per fisica e chimica circa un 70 ore. Le ho messe nel triennio perché lo sappiamo bene che non è che c'è la stessa suddivisione in prima, in seconda e in terza. In certi anni si predilige maggiormente lo studio, metti delle basi di chimica e di fisica, ad esempio, no? Se penso al concetto di materia, miscugli, soluzione, queste cose qui che sono propedeutiche per poi l'apprendimento di altri argomenti. Astronomia e scienze della Terra, ad esempio, sono tematiche che più in terza normalmente, anche perché scienze della Terra, insomma, è una disciplina complessa, qui devi sapere i concetti di fisica, di chimica, di tutto, perciò... E biologia circa 80 ore. Nel triennio. Nel triennio significa che per l'insegnamento della biologia rimangono a disposizione circa 27 ore per anno scolastico. Sono veramente poche, no? Perché abbiamo visto, dobbiamo fare tutti quei concetti. Dobbiamo impostarli con una metodologia che presuppone attività operative e sono poche ore, veramente poche ore. E che fare?
adesso decideremo assieme che fare. Vediamo intanto se ci sono proposte o se qualcuno magari nel proprio lavoro, nella routine scolastica, è già riuscito a risolvere in parte questo.